Questa mattina, grande mattinata qui nella Camera Commercio di Rovigo e finalmente presentiamo un progetto di legge che è diventato legge, progetto di legge 151, diventato legge 5 del 2024 della Regione Veneto, un progetto di legge che riguarda il tema del turismo fluviale, del turismo lento. Il Veneto è stato un po' l'apripista rispetto a questa iniziativa perché il turismo lento già negli anni 70 era in auge presso i paesi del nord, lo è ancora oggi, lo è in Francia, lo è in Germania, mentre l'Italia era rimasta un pochino indietro, quindi un po' a fanalino di coda e non potevamo accettare questo triste primato. Per cui finalmente il Veneto apre le proprie porte e potenzia le risorse per quanto riguarda la navigazione fluviale, il turismo lento, quindi un turismo assolutamente sostenibile che elimina il traffico, che non crea assolutamente danni ai nostri corsi d'acqua né da un punto di vista chimico né da un punto di vista di traffico, anzi potenzia tutta quella che è la sostenibilità e soprattutto quella parte che nella nostra regione evidentemente mancava. Nel Veneto, dove il turismo rappresenta veramente una risorsa, una fonte di incremento anche della nostra economia, direi che insomma il risultato è stato raggiunto. Il progetto di legge vede lo stanziamento di tutta una serie di risorse per la promozione turistica, ma anche per una manutenzione da un punto di vista infrastrutturale, risorse che nel tempo sicuramente aumenteranno, però insomma questo è un punto di partenza per fare in modo che i comuni rivieraschi possano avere delle potenzialità in più, delle risorse in più e fare rete anche con altri enti del territorio. Questa mattina presenteremo questo ed altri aspetti del progetto di legge insieme ad altri attori che sicuramente saranno essenziali nello sviluppo di questa legge. Primo fra tutti Assonautica, che ha dato veramente anche il contributo pratico nella stesura del progetto di legge, per cui grazie ad Assonautica, grazie all'assessore De Berti e all'assessore Canner che hanno voluto essere parte veramente principale rispetto allo sviluppo di questo provvedimento e sicuramente potenzieremo anche questo aspetto. Grazie mille.